E allora, mentre sul sintetico, sui campi di Via Petracco, ancora a pieno regime, Crese Cup, Crese Over 35, Crese Volley e Basket. Qui sul campo 1, ultimo spareggio per accedere ai quarti di finale Crese Cup, in casacca arancio Costalunga contro non il Borussia Dortmund, anche se la maglia è quella. Sono i ragazzi di CMG che hanno fatto vedere davvero grandi cose nelle prime due partite. Hanno perso l'ultima col White Café e si sono qualificati come secondi del girone D. Seconda del girone C invece Costalunga. Non ha avuto scampo contro una pizzeria alla tappa inaffondabile, almeno nei raggruppamenti. Speriamo di non fare troppi errori con i giocatori, perché i numeri si intravedono sì e no. Provato adesso dentro Marco Marjanovic, destro da posizione defilata. E palla alta, primo brividino per il portiere Gianluca Sorrentino. Altro elemento che nel girone ha sfoderato interventi veramente in stile Plastic Man. Adesso Vesnaver taglia il campo sul lato destro, prova ad arrivarci con un guizzo Rocca, poi il destro a giro, Zetto si salva sul bolide improvviso di Giovanni Nettis. Subito primo intervento per Gianluca Zetto, d'avanzo dentro. Nettis dentro di prima intenzione d'avanzo, tocco di ritorno ancora Nettis. Il doppio 1-2 sarebbe stato assist decisivo. Rocca col sinistro. Pallone che parte dritto, non piglia quel pizzico di giro con l'esterno che avrebbe fatto insaccare questo bolide nell'angolino basso. Preso in consegna da Manuel Vesnaver. Ancora il lavoro di Solaia con la suola. Tiene lì la palla. Copertura sul pressing di Nettis, che però insiste, per poco non la recupera. Ancora grandissimo lavoro ed è il gol del vantaggio di Costalunga. Che golasso, signori. Solo che è l'unico giocatore del quale non riconosco il numero dietro la maglia, con la casacca. Se qualcuno può aiutarmi sulla sua identità. È Milan Jovic, numero 3. Ringraziamo il nostro Stefano De Gioia, cameraman di questi ottavi di finale Crese Cup. E allora CMG attacca, conclude e Costalunga segna. Ora rimpallo sull'arbitro di questa sfida. Gileno riesce a raccogliere, vuole il sombrero su Marjanovic. Arriva proprio Jovic, decisivo. I complimenti del portiere Zetto. D'Avanzo, controllo in corsa destro subito. Grandissima cosa di D'Avanzo, grandissima risposta però anche di Gianluca Zetto. Qui lavoro anche per i nostri fotografi. Ancora lavoro invece per la difesa del Costalunga. E Gianluca Zetto in tutta calma va alla ripresa del gioco. 1-0 Costalunga, decide Jovic fin qui, a pochi secondi dal minuto 5. Solaia, finta su Gileno, che non riesce a fermarlo, accelera ancora Solaia, occhio al suo destro, la fa passare Steiner. Sorrentino subito, ancora Steiner, la girata, palla a un soffio dal palo. CMG prova a fare la partita, ma Costalunga quando riparte con Solaia e Steiner là davanti ha numeri per far male sempre e comunque. Di tutto regolare secondo l'arbitro. Solaia, tiro di alleggerimento alla metà campo. Forse pensava anche lui che arrivasse il fischio di Bencic. E ora Gileno, centrale, gran controllo! Che gol! Troppa libertà per Gileno nello stoppare questo pallone. Se l'è portato sul piede preferito. E lì veramente Zetto non poteva far nulla. Incrocio dei pali, centrato dal numero 14, goleador di CMG. E quindi dura poco meno di 4 minuti il vantaggio di Costalunga. Altra rimessa d'avanzo, girata improvvisa, centra allo specchio. Con puro istinto Zetto si trova al posto giusto nel momento giusto. Altra grande giocata pure questa. Ora vediamo Jovic. Costalunga che prova a riproporsi. Destro! Mamma mia. Palla che pizzica quasi la traversa. Chiede forse una deviazione. Numero 3.
Deviazione però Bencic non ha colto. Ci avviciniamo quasi alla metà di questo primo tempo. Gileno recupera grazie all'intervento di Nettis. Tocco dentro d'Avanzo, prova a girarsi, incrocia il sinistro. Lo chiude un po' troppo. Non era facile. Spalle alla porta dopo un gran recupero del solito generosissimo e tatticamente duttilissimo Giovanni Nettis. Jovic. Bertocchi. Nettis un po' morbido qui, arriva la deviazione, non so se Sorrentino o Vesnaver, o forse tutti e due addirittura. Taglia per Marjanovic, Steiner può controllare, ancora Marjanovic. Nuovo tocco di ritorno, ancora Steiner, arriva sul fondo, destro, ci mette il corpo Sorrentino. Quarto d'ora di gioco di questo ultimo spareggio ottavi di finale Krese Cup. Qui si gioca per una posta in gioco comunque alta, ma divertendosi prima di tutto. Aleksandar Marjanovic. Pesca Nadi sulla destra, Steiner resta là davanti. Un po' di spazio per il numero 2 che ci prova, velenoso il tiro. Sorrentino chiude l'angolo. Altra risposta tutt'altro che semplice del portierone in maglia nera, con il completo fedelmente riprodotto rispetto al portiere del Borussia Dortmund, Weidenfeller. Tocco di Solaia, Steiner prova col destro. Passaggio non perfetto. Forse questo è il dialogo con Steiner e Solaia. I due si spiegano. Principali bocche da fuoco di Costalunga. Adesso gioca orizzontale verso Mascarin, Scommegna. Ancora Scommegna servito da Mascarin. Orizzontale per Tarable, tocco di ritorno per Gileno, non arriva. Solaia. Grande palla dentro di Steiner, arriva Marko Marjanovic e alza da ottima posizione, anzi no, è Aleksandar. Ecco, grazie, ci correggono. Già non ci sono i numeri visibili, poi due fratelli, si fa fatica. Tarable. Si costruisce lo spazio per il tiro! Che gol di Tarable! Visto che siamo in clima di mondiali brasiliani, golasso di Tarable, signori. Un po' troppo spazio, a dire il vero, per costruirsi il tiro e provarlo, ma poi una castagna all'incrocio dei pali qua. Zetto, ma anche tanti altri portieri non avrebbero potuto assolutamente nulla. C'è anche Marko Marjanovic in barriera, parte Solaia, la bordata, Sorrentino col corpo, ancora Steiner sulla ribattuta, Gileno, poi nuova riproposizione, Sorrentino la fa sua. Applaudito anche dalla panchina di CMG, situazione che era spinosetta come si suol dire. Sono usciti alla grande però i ragazzi in maglia gialla, qui Gileno. Ultimo tocco però è proprio di quest'ultimo. È rimessa per i gialli. Scommegna. Stoppa il pallone, non c'è più tempo, recupero una trentina di secondi sì e no. Può bastare così per Bencic il primo tempo di quest'ultimo spareggio, ottavi di finale Krese Cup. Vantaggio Costalunga al quinto minuto con una grande giocata di Jovic. Pareggio splendido di Gileno al minuto 8 e al minuto 23. Perla dalla distanza di Tarable per il 2-1 CMG all'intervallo. E allora siamo ripartiti da pochissimi secondi, il fischio di Bencic, 2-1 CMG in possesso palla contro il Costalunga. In quest'ultimo spareggio Krese Cup ottavi di finale. Subito d'Avanzo che prova la sforbiciata difficile. Grande idea e gran pallone che è filtrante di un compagno a scavalcare la retroguardia di Costalunga. C'era un bel varco. Adesso Lauro, parte palla al piede, Bertocchi centrale, ha un pizzico di spazio, Nettis non lo molla, ancora Lauro, percorre il corridoio centrale in mezzo a due, grande finta con la suola, e che gol, mamma mia, ne ha superati 3 con la suola, numero meraviglioso
da parte di Leonardo Lauro. Certo signori, 2-2, 4 gol, uno più bello dell'altro. Quelli del Costalunga sempre con la preparazione, con doppio dribbling in slalom usando la suola, prima Jovic, adesso Lauro. Difesa non cattivissima, se possiamo usare un eufemismo, quella di CMG. Ora Scommegna con caparbietà, perde però poi il pallone, attenzione alla possibilità di contropiede. C'è il destro potentissimo, ma anche altissimo. È strano che uno come Jovic da lì non sia riuscito a inquadrare lo specchio della porta, lui che ha un destro non solo potentissimo ma anche preciso spesso e volentieri. Ora ancora Jovic, azione personale, Brandolisio recupera, schiva il tentativo di sgambetto dell'avversario, D'Avanzo vuole lo spazio per il destro, lo costruisce e lo trova e chiude chirurgico nell'angolo basso alla destra di Zetto. Chiaro esempio di un giocatore che quando arriva la palla più o meno ha già un'idea piuttosto precisa di quello che farà e spesso e volentieri gli riesce. Stavolta arriva il gol, terzo minuto, nuovo vantaggio CMG, botta e risposta qui sul campo 1. Tarable riesce a tenerla, arriva con la spalla tagliando letteralmente la strada all'avversario Solaia e allora riparte Bertocchi. Bolide per Steiner, grande controllo, che gol! Forse la cosa ancora più bella del tiro è stata il controllo su questo pallone improvviso, veramente potentissimo, l'ha addomesticata lì e poi girata in una frazione di secondo, signori. Questi sono colpi che Steiner ha nel DNA e chiaramente più passano gli anni più affina la tecnica. E allora riparte Rocca, Nettis 4 contro 4, gestisce male però Nettis questo pallone, Solaia gioca un po' al gatto col topo con Tarable, poi il numero di Jovic, Bertocchi largo a destra, riceve un po' di spazio e prova poi un destro che si impenna. Anche qui tanta potenza, poca precisione. E grande occasione scialacquata da Costalunga. Dentro Gileno, fuori d'Avanzo, rotazione offensiva per CMG. Vuole mantenere i giri del motore abbastanza alti perché Costalunga sta crescendo in questa ripresa. Scappa profondo Tarable, Rocca tiene palla, lo lasciano avanzare, cerca il tiro. Scende sì, ma un po' tardi. Tempi da 25 minuti, ricordiamo. Siamo al settimo abbondante di questa ripresa. Andante per Jovic, ancora Solaia. Pallone profondo, un po' troppo per Steiner, buono solo per Sorrentino. Poi l'anticipo qui di Lauro, palla fatalità che arriva a Steiner col corpo, cerca la rovesciata! Applausi a scena aperta, Andrea Steiner. Doppietta per lui, signori, già il primo era stato una chicca, questo qui rischia di scalzare dal trono del gol più bello di questa edizione fin qui la rovesciata di Rosa Castaldo, che voi non avete visto perché l'ha fatta sul campo di Pordenone. C'è nella foto però sulla pagina Facebook Crese Cup l'immagine che vedete almeno fino a domani mattina è la rovesciata di quel giocatore. Ebbene, da domani potrebbe esserci quella di Andrea Steiner. E allora in 3 minuti Steiner si prende la scena, prima pareggia e poi fa 4-3. E ora ancora Costalunga che ha ribaltato l'inerzia della partita. Bisogna però stare attenti a CMG perché hanno numeri in ogni settore del campo. Nettis 1-2 con Gileno, Gileno, palo clamoroso, a Zetto battuto. Eh sì, che disdetta. Adesso ancora Solaia che prova con la sola, bravo Scommegna, la carambola sorride alla CMG. Qui Gianluca Zetto infoltisce la barriera con 4 uomini. Brandolisio lì accanto, parte d'avanzo, il destro, Zetto che gli arriva praticamente addosso, Gileno col mancino. C'è una deviazione, Bencic l'ha colta. Movimenti di d'avanzo ad entrare e poi a uscire, sfera per Gileno e colpisce troppo bene questo pallone.
Distanza notevole, Zetto ne mette 2. La rincorsa di Gileno. Parte il destro, rasoterra, centra la barriera, ancora lui però può provarci col sinistro. Non c'è deviazione. Allora si riprenderà dal fondo. E allora i gialli possono riprendere la manovra con D'Avanzo. Supera il primo giocatore. Vuole Nettis. Arriva in caduta Giovanni Nettis. Sfera che pela il palo quasi. E D'Avanzo però che ha sempre tempi della giocata quasi perfetti. Spesso anticipa l'avversario e la botta se la prende. Occhio adesso a Jovic. Solaia rimorchio. Nello stretto si trova una meraviglia. Tocco centrale. E probabilmente la chiude qui Aleksandar Marjanovic. Mancano 2 minuti per carità. Ma questo è il gol che porta per la prima volta una delle due squadre al doppio vantaggio. 5-3 Aleksandar Marjanovic. Hanno fatto tutto però la premiata ditta Jovic Solaia lì sulla bandierina del corner. Per Costalunga Solaia, bravo però Vesnaver, arriva D'Avanzo, la finta a rientrare, sinistro Zetto la tiene lì e questa è la parata, salva risultato e forse qualificazione. Marjanovic sponda Steiner con l'esterno, Sorrentino. Mentre Gileno esce per far posto nuovamente a Brandolisio. Scommegna. Tarable anticipato, la palla però arriva comunque a Brandolisio. Nuovamente Tarable, D'Avanzo, defilatissimo, tocco all'indietro. Muro di Casaccati, 2 minuti di recupero, dice Bencic. Recupero che inizia adesso. Tarable, morbido centrale, non c'è però nessuno. Steiner non si accontenta dei gol in rovesciata, difende anche in rovesciata. La tiene in campo Solaia, pallone dentro, la finta provata da Aleksandar Marjanovic. Sorrentino non si fa beffare. Ancora CMG. Sombrero elegante di Vesnaver. Anche il controllo è ottimo. D'Avanzo se la trova lì. Pallone destinato in fondo al sacco. Ma c'è Jovic, dall'altra parte Steiner che la tiene con sapienza. Vuole Solaia centrale, non lo trova. Giallo negativo, ma pochi minuti prima il gol che ha dato il doppio vantaggio e ha messo l'ipoteca per la qualificazione del Costalunga ai quarti Krese Cup. Non è però ancora finita. Zetto si deve sporcare ancora i guantoni. È l'ultima volta per questa sfida. Zetto potrà riprovare a inquadrare la porta dalla sua porta nella prossima partita, perché Costalunga si qualifica come ultima squadra ai quarti di finale Krese Cup. Cede 5-3, ma assolutamente con l'onore delle armi e con la sensazione nei gironi di aver espresso forse il miglior calcio di questa Krese Cup. Poco ci manca. CMG, qui va chiaramente un gigantesco applauso. Vantaggio Costalunga con Jovic al 5° minuto, poi nel primo tempo Gileno e Tarable all'8° e al 23° raddoppiano per CMG portando i gialli avanti all'intervallo. Poi botta e risposta clamorosa in apertura di ripresa. Lauro fa 2-2 dopo 1 minuto. 3-2 per CMG con D'Avanzo al 3° minuto. Al 5° Steiner fa 3-3 con una grande giocata. All'8° illumina la scena ancora Steiner con una rovesciata da capogiro, 4-3. Resiste poi Costalunga al ritorno di CMG, anche a qualche grande intervento di Gianluca Zetto, e nel finale Aleksandar Marjanovic ipoteca la qualificazione ai quarti realizzando il 5-3. Resta solo un attimo di tempo per ringraziare doverosamente gli sponsor principali Krese Cup: Danfer, Centro Commerciale Torri d'Europa, Pianeta Moto, NCA Web, Fisiosan, CRCV, Centro di Educazione Colonna Vertebrale, Ambulatorio Fisioterapeutico, Centro Revisioni Padriciano e chiaramente Decathlon Muggia. Appuntamento a domani dalle 19 con i quarti Krese Cup.